Risale al 1939 il ponte sul fiume Gorzone nella frazione di Borgoforte ad Anguillara Veneta. Da oltre 80 anni rappresenta un collegamento fondamentale per il territorio della Bassa Padovana e ora, dopo che le verifiche strutturali hanno messo in luce un progressivo deterioramento degli elementi portanti, è stato finalmente approvato il progetto esecutivo per il suo rifacimento. Abbiamo dovuto collaborare con due enti, il Genio Civile e la Sovrintendenza. Per quanto riguarda il Genio Civile, lì sotto il ponte si incastravano dei detriti importanti e quindi doveva essere messo in sicurezza il ponte stesso, perché se magari andate a vederlo, vi trovate una situazione che sono proprio degli stecchini inseriti sul letto del fiume. L'altro ente che abbiamo collaborato è la Sovrintendenza, che abbiamo avuto una collaborazione positiva perché verranno mantenute le balaustre del 1939 proprio per identificare l'identità territoriale che è ancora viva e presente in quel territorio. I lavori prenderanno il via a giugno e avranno una durata di 12 mesi. L'intervento prevede la demolizione della struttura attuale e la costruzione di un nuovo ponte, un intervento necessario per la continuità dei flussi di traffico e per la sicurezza di chi lo attraversa quotidianamente. La provincia ha avuto capacità di relazionarsi con gli enti superiori e di ottenere da loro un importante finanziamento di 2 milioni di euro che vanno in un territorio che fino ad oggi ha sempre avuto un po' la parte della Cenerentola e magari poca attenzione. Quindi in tutta questa filiera si inserisce la volontà di tutti di dare attenzione al territorio della Bassa Padovana che ne ha bisogno e che sono certa che continuerà su questa strada ad averne sempre di più.